Ma buonasera, ma buon venerdì sera. Iniziamo così. Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa la nostra. La chiave, ricordati, è sempre lì sulla finestra. E nel far le valigie ricordati di non scordare qualche cosa di tuo che a te poi mi faccia pensare. E ora basta non stare più qui. Ti rendi conto anche tu che noi soffriamo di più ogni istante che passa di più. No, non piangere, presto presto, presto presto, presto presto, fai presto, tiririrati, presto presto, presto presto, presto presto, fai presto. E la prossima insieme. 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Capelli biondi da carezzare e labbra rosse sulle quali morire. Oh, 10 ragazze per me, solo per me. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Oh, no, 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 matto. Quello è proprio matto perché forse non
ma vi voglio bene. Vi voglio bene perché avete cantato insieme a me in questi 6 anni. Vi voglio bene perché decidete di passare quest'ora su Ret 7 e vi voglio bene se scrivete i messaggi ancora di più al 348 80 40 254. Tra un po' giocheremo e quindi Enrico andiamo a rivedere i premi protagonisti di questa settimana, partendo dalla spilletta e il buono carburante da 10 euro e il buono formaggio da 20 euro e attenzione il premio sorpresa che questa sera, eccomi qua, questa sera all'interno dello zaino non c'è un premio, no, ce ne sono 2. 2 premi all'interno dello zainetto. Non parliamo del primo premio, il più importante, il buono ristorante, 50 euro, ristorante Ravezzana. Giocheremo tra un po'. Adesso dovrebbe arrivare la zia Marta. Zia Marta, buonasera zia. Buonasera. Guarda che bella, guarda che bella. In tutto il suo splendore. Certo. Tra l'altro carino questo medley. Sì. Però solo dunque, Battisti, tutto Battisti. Dice nel far le valigie ricordati di non scordare. Ecco, nel far le valigie, Peretti, ricordati di non tornare. No, dice non scordare. No, ma adesso io stavo per a lei. Riferito nel far le valigie, ricordati di non tornare. Ma io farò le valigie. Ma io farò le valigie d'agosto per andare in vacanza. Ecco, non torni. Lei non va in vacanza, zia Marta? Non lo so. Non va a pescare i cefali come tutti gli anni? No, quest'anno no, sono finiti. Sono finiti i cefali. Li ho pescati tutti. L'altro anno e quindi penso quest'anno che adesso c'è una carenza di cefali nel mare. Pescherò i polipi. I polipi? Sì, pensavo di darmi al polipismo. Al polipismo? Sì. Vabbè. E comunque, tra l'altro ho questo bellissimo ventaglio. Ventaglio. È un ventaglio. E serve, mazza che puzza però. E serve per tenere lontano i vampiri e le mosche e le persone noiose. Il ventaglio. Sa che mi ha ricordato un attimino Herbert Ballerina e potrebbe essere tranquillamente una sua invenzione. Se lo mentre la studiavo, ho detto vado a vedere che me la frega. E il se ventaglio. Me la fregano, cari amici a casa, ricordatevi che zia Marta ha inventato il ventaglio prima di Rai 1. Assolutamente. Dai, muoviamoci ancora un po', va bene? Con Maracaibo e subito dopo giochiamo, Maracaibo, balla al barracuda, sì ma balla nuda, sì ma le machine pistol, sia le mitragliere, era la copertura, faceva traffico d'amico, Cuba innamorata, sì ma di Miguel, ma Miguel non c'era, era in cordigliera la mattina sera, sì ma c'era Pedro con la verde luna, l'abbracciava sulle casse di nitroglicerina. Torno Miguel, torno, la vide impallidì, il cuore suo tremò, 4 colpi di pistola le sparò. Maracaibo, mare forza 9, fuggire sì ma dove? Zazà. 348 80 40 254, l'albero spezzato, una pinna nera nella notte scura,
Marta, venga. Sì. Eccoli qua. Poi, se qualcuno vuole che glielo mangio, Cosa? volentieri No. il ventaglio. Il ventaglio. Perché Comunque- è un'esclusiva di zia Marta. Lei è un genio, lo sa che lei Grazie. è un genio, perché il Grazie. ventaglio non ci aveva mai pensato nessuno, la zia Marta è incredibile. E adesso apriamo le telefonate, subito, Trac. Subito pronti. subito, pronto, chi sei e da dove? Wow, ce l'ho fatta anche stasera. Ciao zia, ciao Enrico. Buonasera. Andrea di Borgo Masino. Ciao Andrea di Borgo Masino, buonasera, benvenuto. Andrea, Grazie. ieri, allora 2 giorni fa è andata malissimo, 2 buste rosse così. Sì. Ieri sei stato bravo, busta rossa. No, ieri non hai indovinato il brano. No, ieri non ho indovinato, ma ho capito poi di cosa si trattava. E adesso la mia domanda. 5 secondi per avere 2 possibilità o 15 secondi per averne una sola? Io mantengo lo stesso trend, 5 secondi. Questa con 5 è veramente difficile. Con 15 si poteva fare, ma con 5 ti meriti, se la indovini ti meriti un Il super ventaglio. premio. Il ventaglio. Il ventaglio. Ci proviamo, dai. Allora Andrea, forza, questi sono i tuoi 5 secondi. Eccoli. Pronto? Arriva. Ah, ok. Te ne ho dati anche qualcosa in più perché ho dovuto dire arriva, perché questa base Sai partiva. che non ho sentito praticamente nulla, sono sincero. Allora, aspetta un attimo che controllo solo l'audio in esterna. Aspetta un attimo. Ripartono i 5 secondi, partono dopo 10 secondi circa. Quindi fai molta attenzione, ok? Ok. Per te. E allora? Adesso dimmi che hai sentito perché avevo il volume fuori altissimo, quindi dimmi, dai, non è impossibile, non è impossibile, ma è molto difficile. Spunta la luna dal monte. Non spunta niente. Non spunta niente, come dice la zia Marta, non è quella, però grazie per aver giocato con noi. Questa sera il primo brano era molto, sono stato cattivello. Sono stato cattivello questa sera, però tutti gli altri sono, che te devo dire, va in sequenza. Grazie mille amico mio, buon sabato, buona domenica. Grazie a voi, buon weekend. Ciao, grazie. ciao. Pensare che di solito in quel periodo sono tutti più buoni. Dun, Lei invece dun, zac, dun, cattivo. Cattivo. Vabbè. Ricordo il numero di telefono per giocare con noi: 37840800506. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Sabrina da Torino. Ciao Sabrina da Torino. Ciao zia Marta. Ciao Sabri. Eccola qui, la zia Marta in tutto il suo splendore. 5 o 15? 15 o 5? 15. 15. Questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli qua. Eccoli qua. Hai un'idea? Mi sembra, non sono sicura. Qualcosa di grande per caso? Di chi? Questa qui la cantava La cantavano i Luna? Luna Pop, mi pare. I Luna Pop, brava! Bravissima! E questa sera era un po' più difficile perché abbiamo dei premi importantissimi, quindi brava. Grazie. Dove andiamo? Che E numero? adesso, dalla 1 alla 10, quale busta scegli? Allora, io voglio il numero 8 come la mia bambina pelosa che è nata il giorno 8. Oh, vediamo se ti Ecco. porta fortuna la bambina pelosa. La bambina pelosa, come si chiama la bambina pelosa? Luce! Luce, hai già portato fortuna una volta alla tua mamma perché questa sera nella 8 c'è una faccina rossa. Grazie per aver giocato con noi, mi dispiace, ciao! Ciao, Alla grazie. prossima, Lo, ciao.
Alla prossima, ciao Grazie. zia Marta. Ciao. Succede. Mi piace tantissimo dire, ciao zia Marta. Ciao. È bello, no? Ciao Beh, zia sono Marta. educati, mi salutano, no? Vabbè, dai. Altra telefonata, Andiamo. pronto? Chi sei, da dove? Ciao Enrico, Luca e Daniela da Ceva. Oh, Luca e Daniela da Ceva. Che tempo fa, Ceva? Fa freddo anche lì? Non mi mandi le Ma foto. ci sono i ghiaccioli, sì, più o meno. Immagino. Non mi mandi le foto della neve, in questo momento. Luca e Meno male. Daniela. Devo alzare un po' il volume della zia. Avvicina un po' di più. Sì, pronto? Ok. Luca e Daniela, ciao, benvenuti. Con quanti secondi volete rischiare? 5 o 15? 15 o 5? 5. Oh, Wow, wow, sì. coraggiosi, andiamo. C'è il pelo. Eccoli. Oh. Dai. Si può fare? Branca, Leon, boom, boom. Sembrava. Invece non è quella. Mi dispiace. Grazie per aver giocato con noi. Buon sabato e buona domenica. Ciao ragazzi, Ciao, buona serata. Vi vogliamo bene. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Questo è un brano che è già passato anche a 15 secondi in questa settimana, la scorsa, di Renato Zero. Lo Famosissimo. so. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao, sono Rodolfo da Torino. Rodolfo, buonasera e ribenvenuto in casa Piretti. Rodolfo, 5 o 15? 15, per forza 15. E allora fai Sì. molta attenzione perché arrivano i tuoi 15 secondi adesso. È un peccato interrompere sto capolavoro. Dal titolo? Allora, dovrebbe essere Nel sole, mi suggeriscono. Ti suggeriscono molto, ma Giusto! molto bene. Bravo, Perfetto. Rodolfo, bravo. No, Grazie, avevo è sempre la combricola. Bene. Vai, combricola. Bravissima, Andiamo? tutta la combricola. Adesso però, mio caro Rodolfo, dalla 1 alla 10, esclusa la 8, su che busta andiamo, Su che busta andiamo? Io direi la numero 1. La 1, la busta numero 1. Vediamo Ta-na-na-na-na. cosa ci sarà. Ta-da-da. Ta-da. Guarda la TV, Rodolfo, guarda la TV. Sto guardandolo. Guarda che serata che sta venendo fuori. Due No, buste lo rosse so, su due. no. Due buste rosse su due, ragazzi. Mi dispiace. Mi dispiace. Non Grazie. importa, va bene. Ciao. Grazie lo stesso. Ciao, buona serata. Ciao. Però lei non può illudere la gente come se ci fosse dentro chissà che cosa. Ma perché? E Perché poi no? invece c'è la faccina rossa. Devo farlo show. Facciamo ancora la telefonata? Dai, ancora una. Certo. Pronto, chi sei, da dove? Sono Antonella da Venaria. Antonella da Venaria. Ciao Antonella, 5 o 15? Facciamo 15, buona serata a voi. Brava. Grazie, brava Antonella. Andiamo. I tuoi 15 sono questi. Speriamo che Cari è bella la so. Antonella, si può fare. È scritta il titolo, è scritto. Antonella. Non la so. Ah, ma sei una che segue Vasco Rossi? Sì, però. È una delle più famose di Vasco. Grazie Antonella. Va bene, la so. Prossima. Aspetta Alla Antonella. prossima. Antonella, quanti anni hai? Io a settembre 60. Bene, grazie Antonella. Ciao. Arrivederci, buona serata. Ciao. Ciao. Quanti anni hai? Era il titolo della canzone. Io lo so, ma perché l'ho letto? Continueremo a giocare insieme, ma nel secondo tempo. Adesso arrivano una serie di vostre richieste. Enrico in regia, partiamo con la prima richiesta arrivata ieri.
quindi se è pronta, eccola, ciao, sono Noah. No Enrico, sai che avevamo cambiato, questa la faccio dopo, sai che ti avevo detto faccio prima Profumo di mare, perché e poi chiudiamo questo tempo con Maspez. Grazie, ciao, vorrei dedicare Profumo di mare a mia figlia Romina e tutti i telespettatori, visto che il mare lo vedrò col binocolo, almeno fammi sognare. Simona da Valperga, per te Simona. Con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare. Sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare. Sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Ragazzi, 348 80 40 254 facciamoli aumentare. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare. Sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Ma le richieste non finiscono qui, perché di vostre idee ne sono arrivate tante, come sempre cerchiamo di accontentare quasi tutti. La prossima vai Enrico, adesso è arrivato il momento di fare gli auguri. Quindi ciao Enrico, sono Noah, questa è la mia mamma Alexia, che sabato 4 è il suo compleanno. Per favore potresti fare gli auguri e se puoi cantare la regina del celebrità, che da piccola gli piaceva tanto, e digli che io e nonna Titti la adoriamo parecchio. Grazie, amoriamo anche voi. Allora ragazzi, è un brano che io non so tanto bene, però prendetela così come viene. Tanti auguri! Mi aiutate a casa a cantarla? Insieme a me, fortissimo. La prima volta che ti ho visto, sai, la prima volta che andavo in discoteca di sera, sarà passata un'eternità ormai, però ricordo il casino che c'era, i miei amici già impauriti da quel mondo che conoscevamo solo in versione live pomeridiana.
Abbiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo qui a giocare con voi, a cantare con voi. Insomma, questa è Casa Peiretti. E voi non cambiate canale. Pubblicità. Dove va? Dove va? Il mio ventaglio. La cantiamo? Sera voglio farti un regalo Non si disturbi, grazie. che ti faccia ricordare chi scordarti non sa. Ho sentito questo disco suonare, l'ho comprato per te perché pensi un poco a me. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te, per te. Ogni volta che lo senti suonare, pensa a me, a me. Mi serve il coro! Ma da quando? Accetta questo mio regalo, se il mio amore non vuoi, questo almeno vorrai. Un regalo non si butta mai via, quando sola resterai saprò farti compagnia. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te, anche se non potrà farti tornare con me, con me. Mi dica, zia Marta, come passa adesso le sue serate, cosa fa con chi è felice con lui, ma se un dubbio la riporta al passato, Non ci penso proprio. dove sono lo sa, può chiamarmi se vuoi. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te, per te. Ogni volta che lo senti suonare, pensa a me, a me. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te, per te. Ogni volta che lo senti suonare, pensa a me, sono la zia. Questo Disco il mio pensiero d'amore per te, ogni volta che lo senti suonare, pensa a me, a me. Stia lì comoda, faccio tutto io. Comunque devo dire che questo è lo stesso profumo del suo deodorante. Ma non è vero, Mi ricorda qualcosa. ma non è vero. Ormai lo sapete che quando arrivano in onda le buste è il momento di giocare insieme. Subito una telefonata. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Stefania d'Alessandria. Ciao Stefania, ribenvenuta anche a te. Mi raccomando, devi abbassare a 0 il volume della TV. Sì, ho abbassato. Brava Stefania. Perché ieri non sentivo bene, quindi adesso sono carica. Brava Stefania, mi piace questo tuo entusiasmo. Stefania, bene. 5 a 15. 5 o 15? 15. Forza Stefania, che noi tifiamo per te. E anche tutti i nostri amici a casa. Eccoti Speriamo. Eccoti i tuoi 15 secondi, vai. E allora Stefania, questa era famosissima. Stefania. Sono solo canzonette.
Hai ragione, Sì. hai ragione, noi cantiamo solo... il titolo, brava! Brava Stefania, brava. Sì. Allora. Adesso non mi prendere la faccina rossa, ce n'è già 2 qua faccine rosse, vuol dire che ne sono rimaste solo 3 e 5 premi. Mi raccomando, Stefania, vai. Allora, numero Numero 7. 7. Settete. Eccolo. Nel numero 7 per la nostra amica Stefania. Allora Stefania, tra tutti i 5 premi, secondo te, qual è il tuo preferito? Qual è La sorpresa, perché mi piacciono le sorprese. la sorpresa, hai detto, la sorpresa. Beh, Speriamo. questa sera sei andata addirittura più su perché hai vinto il primo premio. Hai vinto un buono ristorante del valore di 50 euro. Grazie. Brava, brava. Come faccio? Tu mandami un messaggio al 348 80 40 254, un WhatsApp, ok? Con Sì. nome e cognome e il tuo numero di telefono, ti chiamo io e ti spiego tutto. Tutto. Ti ringrazio, lo faccio subito. Ciao, grazie! Ciao, grazie, Ciao, grazie brava. a voi. Ciao. Devo dire che però ultimamente questa routine di busta rossa e poi primo premio. È già successo diverse volte che andiamo a vuoto nei primi tentativi, poi il primo tentativo vincente è il primo premio. Lo so che non gliene frega Veramente niente, interessante. ma a me piacciono le Cioè, statistiche. A me- Veramente interessante. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, Franco di San Sebastiano. Ciao Eccolo, Franco. eccolo Franco. Franco, amico mio, 5 o 15? Sempre 15. 15. Non rischia. Eccoli, per te. Franco, e non è un capolavoro sta canzone di più. Di più. Pronto? Sì. Negativo, l'ho sentita tante volte, ma negativo. Peccato. Grazie lo stesso. Buon sabato e buona domenica. Ciao Franco. Anche te, la zia Marta, Ciao, complimenti. Franco. Ciao Franco, grazie. Ciao. Per tanti anni ho chiuso tutte le mie serate, i miei concerti con questo brano di Riccardo. Allora, posso dire una cosa? Sì, ho un dopo, amico dopo. lì. Dopo voglio Se la dirle salvi, una cosa, se la salvi lì. salvo, sì. Pronto? Buonasera, chi sei da dove? Ciao Enrico, sono Alessio. Ciao zia Marta, siete bellissimi stasera. Grazie. Ehi là, grazie Alessio, grazie. Mi fa piacere. Meno male che non c'è più il buono ristorante, l'ho già vinto 2 volte, per cui adesso si butta nel nuovo tabellone. via. Nel nuovo tabellone, quindi puoi rigiocare, sono contento Sì, per te. sì, posso rigiocare, non c'è più il buono ristorante, quindi vincerò. Io miro alla sorpresa, assolutamente. Bravo. Però Poi prima c'è zia Marta, lei manda sempre il fluido buono, quindi problemi non ce ne sono. prima c'è l'ostacolo canzone, con 5 o con 15? 15. Eccoli, Andiamo. per te, vai. Che canzone, Sì. che canzone. Ci siamo? Purtroppo questa sera no. Vabbè. Biagio Antonacci non Mi è stato dispiace, dai, indovinato. riproverò settimana prossima. Ma sì. Grazie mille lo stesso e buon weekend. Anche a te, Ciao, grazie. ciao. Se è vero che, Che ci ci sei, sei. no, se è vero che ci sei, dica quella roba che No, voleva. a proposito delle serate, no? Eh. Noi siamo fuori. Domani sera Come saremo a dei Torre balconi. Pellice. Sì, Grande serata, notte bianca. esatto. Ma non sempre siamo fortunati di avere dei locali vicini per fare la pipì. Sa che a me scappa sempre la pipì. No, ma devo dire una. Pronto? Dove? Pronto? Buonasera, chi sei da dove? Ciao, buonasera, sono Gigi da Chivasso. Ciao Gigi. Gigi, da Chivasso. Buonasera Ciao. Gigi. Con 5 o con Come 15? 15. Questi sono i tuoi 15 secondi, forza Gigi!
Gigi. Dai Gigi. Gigi, non mi sbagliare questa, Gigi. Non mi sbagliare Ma questa. guarda che ce l'ho sulla punta della lingua, Ce l'ha- porca miseria. Tutti sulla punta della Io lingua. non lo so. Dan, 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 dan. Vabbè, grazie lo stesso, Gigi. Niente, dai, grazie, la prossima grazie. settimana, Che- grazie. Ciao. Peccato. Saluto a tutti, ciao, Ciao, un abbraccio. Gigi, ciao. Zia Marta, Ha dica. finito? Sì, ho finito, dica. Posso dire una cosa? Se proprio Stavo deve- dicendo, no? Sì. Che siamo in queste feste di piazze, capannoni, eccetera. Quando non siamo tanto fortunati, esistono questi, meno male, dico meno male, questi bagni che chiamano chimici. Certo. Ha presente che sembra la vecchia Sembra cabina del è un telefono, ascensore, sì. Allora, l'altra sera, prima cosa, dove sono i bagni chimici? Giù è un comodo chilometro, parto, vado a cercare sto bagno chimico, arrivo fino là, non c'era la luce. Beh, torno indietro, prendo il telefono, rivado là, metto il telefono, accendo la luce. Ok, arrivo là, apro la porta, non c'è la carta igienica, torno indietro, nella borsa prendo il fazzolettino di carta. Ho già fatto circa 5 chilometri e continuavo ecco, no, ma Va bene che era solo pipì. E solo pipì. A un certo punto poi uno cerca di salire, non toccare da nessuna parte, perché sa cosa ho scoperto? Che cosa? Che quando lei fa la pipì in questi bagni chimici, no? Interessante, Il non dice- rumore sembra di andare a fare la pipì su una grondaia. Eh sì, perché Beh, batte perché- nell'alluminio, sì, perché quell'alluminio batte che gira. nell'alluminio. Ho detto, pensa, un'altra volta la prima casa vicina salgo sulla grondaia e faccio prima. Allora, prima io ho detto una cosa e lei Sì. mi ha detto che non gli frega niente. Invece i nostri amici a casa Questa proprio... cosa è interessante perché bisogna andare con la luce e con la carta igienica sempre, perché Mi aiuti, zia, mi Sì. aiuti. Dobbiamo aprire le buste, Le buste, perché le troppe buste. facce rosse anche questa sera. Nella numero 6 c'era la sorpresa, siete andati vicinissimo alla Ecco. 6. Nella numero 10 una faccina rossa. Nella numero 9 un'altra faccina rossa. come faccina rossa anche la sua stasera non scherza. Nella 5 un'altra faccina rossa. E poi le faccine rosse sono finite perché sono 5. Nella 4 la spilletta. Nella 3 il buono carburante. E nella 2, se non sbaglio, il buono formaggi. Ci vediamo fra 2 minuti e mezzo con tutti i vostri messaggi. Ha visto il buono formaggi? Adesso i Messaggi, formaggi, esatto. messaggi, formaggi. E allora andiamo a leggere tutti i vostri messaggi, tutto l'affetto di questo venerdì sera. Grazie, siete stati tantissimi. Casa Peretti, la nostra passione, sì, noi l'attendiamo. Intendiamo viverla con una certa trepidazione. Saluti Rotellini Carlo, grazie. Io Rotellini vedo la mia stessa passione Grazie. che ho di fare questo nel suo scrivere il messaggio. Grazie, sì. buon weekend a tutta Casa Peretti. Silvia da Motta Alciata, Ciao, grazie Silvia, grazie. Buona serata a te, ai tuoi ospiti, Dani, da Alessandria. Grazie. Ci sono sempre. Ormai siamo davvero una grande famiglia. Ciao ragazzi, un forte appiccicoso abbraccio. Ciao Milena, Ciao. grazie Milena, grazie. Quinto messaggio. Casa Peretti, ciao Enrico. Quando è che c'è di nuovo il gioco nuovo così posso partecipare e vincere? Da lunedì. Grazie mille di tutto, siete fantastici. Un abbraccio affettuoso da parte di mia moglie Michela, che l'amo tantissimo, e da Gianni da Torino. Buon weekend, a presto. Grazie Gianni. Ciao Potete già- Michela, ciao Gianni. E da questo lunedì che ho riaperto tutto. Buonasera Casa Peretti, un saluto a tutti, un saluto alla nostra cagnolina Atena di 6 mesi, un abbraccio a Alice e James da Polonghera. Ciao Atena! Ciao, che bella. Ciao Alice, ciao James, buon fine settimana da Intra. Enrico, buon fine settimana zia Marta. Un Grazie. abbraccio, io e tutti i perettini vi aspettiamo lunedì. Grazie Intra. Grazie. Entra e chiudi la porta. Stasera siamo via. Difficilmente riusciremo a seguire la diretta, forse sul finale, ma ce la vediamo poi in differita. E poi ci vediamo domani nella Notte Bianca. Saluti a tutti, Luca, Dario, Flavio da Angronia. Ciao Ciao ragazzi, Luca, a ciao domani. Dario, ciao Flavio, vi aspettiamo tutti domani a Torre Pellice, sarà una gran bella serata. Ciao Casa Peretti, buona serata, bravissimi. Michele e Gianni da Torino, grazie Michela, Ciao. grazie Gianni, grazie. Ciao Enrico, ciao Casa Peretti, un gran bel remix del grande Battisti. Ciao, buon weekend da Vito di Strada di Lanzo, Torino. Ciao Vito! Ciao! Casa Peretti, per iniziare il weekend sempre in pole position. Un abbraccio dei fedelissimi Alfonsina e Germano. Grazie ragazzi! Ciao! Vi voglio bene. Siamo Simona e Luca Visentin e festeggiamo con voi i nostri 27 anni insieme. Auguri! Siete mitici, no, siete mitici voi.
una gran bella scelta passare con noi questo bel traguardo. Ci rivediamo fra altri 27, ragazzi. Tanto io sarò qui. Forse. Ciao Enrico, ma no, forse per me. Per noi, non forse per per me. loro. Ciao Enrico, sempre al top. Volevo chiederti Dio come vorrei di Riccardo Fogli, Fabrizio Da Novi. Sono andato a ascoltarla, ma in questo periodo non riesco a imparare canzoni nuove. Se mi chiedi un altro brano di Fogli te la faccio. Nuova serata, buon fine settimana, buon weekend. Lili da Rorà. Ciao Lilina. Ciao Lili, che bello il mezzo di Battisti, grande Enrico, viva Casaperetti, Giovanni Silvia da Alessandria. Ciao, grazie. Sei grande Enrico. Simone Sergio da Torino, grazie Simona. Grazie Sergio, ciao Torino. Ciao Enrico, sempre grazie per la deliziosa compagnia. Buon fine settimana Mimmo. Da Ciao Torino. Mimmo. Un bacione dalla nostra piccola Luna. Oh Luna, guarda Luna che Cara. bella Luna. Ciao Enrico, bellissimo inizio con il mito Battisti. Un saluto al ciclone della zia Marta, Massimo da Venaria. Grazie caro Massimo. Ciao Massimo. Ciao Enrico, che bella carrellata di canzoni del grande Lucio Battisti, grazie. Sei un grande artista, vi saluto con tanto affetto insieme alla bravissima e simpaticissima zia Marta, Renata da Piscina. Ciao Renata, un abbraccio. Grazie Renata. Cari Enrico e zia Marta, la puntata è volata tra risate e canzoni. Casa Peretti è sempre una garanzia di spensieratezza, ma il venerdì con la zia è il modo migliore per chiudere la settimana in buon umore. Un affettuoso saluto e buon weekend a voi, Maria da Torino. Che cara. Grazie Maria, grazie, ciao. Che meraviglia. Ciao Che Enrico, ciao zia Marta, sempre più simpatica, come anche il carissimo Enrico. Un saluto affettuoso da parte di Michela e Gianni da Torino. Perché ha detto scusami, perché- che ha detto un carissimo, perché mi ha detto No, io no, No, ha detto finire la settimana con la simpatia di zia Marta è fantastico. Vi auguro buon fine settimana Alessandra a Torino. È vero, hai ragione Alessandra. Ciao. Ciao Enrico, ti sentiamo sempre. Ci puoi cantare ovunque starai di rama, dedicato al nostro fratello che è mancato 2 mesi fa. Mi chiamo Alex. Allora per questa richiesta cercherò di impararla al meglio la prossima settimana. Bravo. Ciao Alex. Ciao Enrico, è da poco che ti seguiamo e ci piace molto la tua trasmissione. Cantiamo a squarciagola con te. Ci faresti sentire Non abbiamo bisogno di parole di Ron. Grazie Simone e Sergio da Torino. Molto volentieri la prossima settimana, lunedì. Ecco, allora, Lunedì arriverà. sì. La zia Marta continua a trasmettermi Sì. il suo fluido di fortuna. Ieri sera ha appena seduto bingo da 130 euro. Wow. E stamattina camminando 50 euro per terra. E quelle le ho perso io, vengo a riprendere. Robe da non credere, complimenti, siete bellissimi. A presto Alessio. Ciao Alessio, ti porto fortuna. Ci vuole fare. A me come mai con me non succede? Quando è vicino a me io ho sempre una sfiga Io incredibile. so che quando lei è vicino a me pago sempre io. Auguri Quindi la a zia sfida ce l'ho io. Consuelo. Ciao, Salutiamo zia la Consuelo. zia Consuelo. Bravi. Vorrei comprare il ventaglio di zia Marta. Complimenti, baci da Romy e Roby. Poi ne parliamo. Adesso apro l'asta. Ok, vorrei che cantasse la mia banda Sono il rock di Bennato. Grazie, va bene, la mettiamo in programma la prossima settimana. Se mi rimandi questo messaggino anche col tuo nome, così te la dedico in un modo un po' più appropriato. Ciao Enrico, ciao zia Marta, buon fine settimana. Daniela, da Biella e Daniela c'è. Ciao Biella, ciao Daniela, grazie. Buonasera Casa Peretti, fantastico fine settimana insieme a zia Marta, sempre simpaticissima. Enrico stasera bellissimo, completo. Luciano di Brandizzo, e se lo dice Luciano, grazie Luciano, grazie. Se lo dice Luciano, è una garanzia. Per i nostri 27 anni insieme ci dedico, se puoi, Nascerò con te dei Pooh, Simone e Luca Vicentin, siete stupendi, un abbraccio, va bene, un altro brano che farò da lunedì in poi. Grazie ragazzi e complimenti. Ciao, auguri. 27, mamma mia, io non riesco a fare una settimana, bravi. Un saluto dalla Val d'Aosta, vi seguiamo sempre, ciao Val d'Aosta. Grazie, ciao. Tutta la valle, ciao. Regia, manca pochissimo, peccato. Grazie per aver fatto gli auguri alla mia mamma, zia Marta, Enrico, via Moro, Noah. Anche noi, ciao, Ci sono tesori dei belli. verbi nuovi anche stasera. Grazie, Ciao, grazie. Io voglio ringraziare una grande settimana tutti i miei tecnici, tutti i registi, tutta la redazione di Rete 7 per quest'altra bella settimana insieme. Grazie zia Marta, grazie ai miei cantanti, ma soprattutto grazie a ognuno di voi. Ci vediamo lunedì, buon sabato e buona domenica. E se volete venirci a trovare, domani sera saremo a Torre Pellice. Ciao a tutti, grazie. Ciao.